Per noi è un amico, vi prego di accogliere con un grande applauso Mimo Calopresti. Bella presentazione, però è vero, sono molto contento di essere in questo tempio per me del cinema d'autore, ma neanche d'autore, del cinema con la C maiuscola, no? Perché di solito, sai, si divide il cinema qua, là, eccetera, no? In realtà io amo il cinema in tutte le sue fasi, in tutte le sue cose. Mi piacciono i documentari, mi piace il cinema di finzione, mi piacciono mi piace andare al cinema anche come spettatore, no? Che non è mai, come dire, non lo facciamo mai fin troppo noi registi, purtroppo, e quindi sono contento di essere qua, presentare questo film che inaspettatamente ha un grande successo. Lo ricordiamo, ha vinto il Nastro d'Argento. Sì, ma proprio c'ha un grande successo di pubblico anche, lo porto in giro, la gente vuole incontrarmi. Ed è interessante perché racconta, come dire, il tema è la storia di quello che è successo lì, no? Quello che fa il cinema, racconti delle storie. Però in quella storia lì c'è questa cosa dell'immigrazione, su cui sembra che tutti siano schierati allo stesso modo, alla stessa maniera, eccetera. Poi improvvisamente, appunto, sono andato in Calabria, a Cutro, eccetera, e ho visto una popolazione intera a disposizione della vita degli altri, in cui i calabresi scoprono immigrati, figli di immigrati, di immigranti, di gente che va in giro per il mondo, e questo mi ha molto molto colpito. Cioè, se conosci le storie delle persone puoi capirle, se non conosci le storie, sono solo titoli di giornali, non c'è niente da fare, cioè, sarà propaganda, sarà confronto, scontro, eccetera. Quindi è un film in cui racconta una storia che è importante, che rimarrà purtroppo, perché ha avuto 100 morti, che sono una cifra enorme da bombardamento, no? E niente, quindi dopo il film, se vogliamo, possiamo... Sì, saremo a disposizione, abbiamo pensato di intervenire a fine film anche per ascoltare, visti i temi, le vostre domande, ovviamente la vostra partecipazione. Come vedrete ci saranno sicuramente un sacco di curiosità. Certo, quindi noi siamo pronti. Io sono arrivato oggi da Lucca, da Firenze, da Viareggio, sono venuto e noi abbiamo fatto questo viaggio in cui c'era lo sciopero dei treni, c'era gente nelle stazioni, però hai trovato questo sole splendente poi qua a Pordenone, il tempo faceva schifo, ma ho pensato, pensa a quei poveracci su quelle barche oggi, per la prima volta ho pensato che fanno una vita maledetta per andare via dalla fame, dalla politica, dalla mala politica, no? dal disastro che non puoi studiare, lavorare nei tuoi paesi, no? Allora dicevo, mamma mia, noi siamo fortunati. E io oggi mi lamentavo, no? A tambur battente. Ogni tanto bisogna smettere di lamentarsi e guardare gli altri per capire come va il mondo. Certo. Va bene? Bene. Grazie, buona visione. Buona visione, ci vediamo più tardi. Mimo Calopresti, grazie. No, grazie a voi che siete qui a guardare questo film che adesso che lo rivedevo, no? Questo finale emoziona ancora anche me, no? Mi fa venire i brividi perché Pasolini, che ha questa, guarda, negli anni, non ancora gli anni 60, vede già gli sbarchi a Crotone, vede già gli sbarchi qua, vede già Parigi, le manifestazioni di Parigi, vede già, cioè è incredibile, cioè quell'uomo ha dentro di sé una profezia sul mondo pazzesca, no? Perché non era facile. Adesso uno può fare i discorsi, no? Del cambiamento, della trasformazione, perché ovviamente questa cosa dell'immigrazione, no? Fa poi parte anche di queste guerre che ci sono in questo momento, c'è una ridefinizione dei confini pazzesca, no? Che non ci rendiamo neanche conto, no? Poi voglio dire, noi siamo un piccolo paese arroccato in mezzo al Mediterraneo che si muove su uno scenario pazzesco, no? E poi pensiamo di fare le leggi che bloccano i migranti, no? Siamo dei pazzi sconsiderati perché non riusciamo a alzare lo sguardo e guardare il mondo. Il mondo è in movimento per le questioni climatiche, c'è la sete, c'è il fatto che non puoi fare più agricoltura, si sta desertificando l'Africa, c'è un problema non da poco. Dopodiché c'è il problema come dire,
della politica, della religione, no? Una ragazza di 20 anni che vuole diventare ingegnere della NASA, in Afghanistan non può. Cioè in Afghanistan una donna a 20 anni non può studiare, no? Quando capisci questo nella vita capisci anche perché uno sale su un barcone da 5.000 euro per andare a morire, perché ma che ti importa la vita, una vita in cui non puoi studiare a 20 anni, non puoi realizzare il tuo sogno perché sei donna, cioè, ma veramente siamo al di là, no? di ogni possibilità. E quindi, come dire, quest'idea della profezia di Pasolini mi colpisce molto, perché mi dice che lui il mondo lo conosceva molto più di quanto lo conosciamo noi, no? Quando pensiamo agli immigrati, noi conosciamo i discorsi che fa, i giornali, immigrati, ma non riusciamo a dare un volto. Ma guarda che se guardi i giornali non riesci mai a capire chi c'è su quelle barche. Non c'è mai la storia di una persona, di una famiglia, di una donna, di un uomo, di un ragazzo, no? Eppure lì, come dicevo sempre io, quando dicevo oggi in questa intervista al Messaggero Veneto, dicevo, su quella barca, come dicevano i ragazzi lì di Crotone, eccetera, i giornalisti, su quella barca c'era il mondo, cioè oggi su quelle barche c'è il mondo. E sulle barche c'è il mondo, in America ci sono i messicani che attraversano il muro, che gli hanno messo gli americani, cioè, tutto il mondo è in movimento, no? E secondo me a noi non ci resta che, come dire, che guardare e cercare di capire, perché non è che abbiamo queste grandi possibilità di dire si fa così, si fa quest'altro modo, eccetera, ma no, ma che vuoi che facciano? Senti, ci hai raccontato prima che il film fortunatamente si sta vedendo, noi siamo molto contenti di averlo portato qui questa sera, di averti qua con noi. Certo che però, citando Pasolini, gli anni in cui hai scritto Ali degli occhi azzurri o hai girato il Vangelo secondo Matteo, dicevi giustamente, vedendo queste storie, insomma, si dovrebbe capire. Perché non capiamo invece? Perché continuiamo a dover occuparci di questo? Perché queste cose si ripetono con questa costanza? Ti sei occupato molto di questo tema qua, sì. Ti sei occupato in generale di fenomeni sociali. Sì. Cosa accade secondo te? Ma sai, il problema è come ormai tutti noi siamo obbligati a vivere, no? Cioè, contiamo sempre meno dentro la società. Abbiamo sempre meno la possibilità di dire la nostra, di muoversi insieme, di trovare posti collettivi dove vediamo i film insieme o leggiamo, o vediamo spettacoli, no? Sono solo fenomeni di massa, tutti organizzati intorno a avvenimenti pazzeschi, no? Ieri ero a Lucca dove c'era questo festival, Summer Lucca Festival, dove sono passati tutti, no? Da Bob Dylan ai Rolling Stones a Elton John, sono passati tutti. E l'organizzatore diceva questa cosa, diceva ormai la musica vive solo sul grande evento, no? Un grandissimo evento. Poi tutto il resto è spiattellato sui social, sulle televisioni. Non capisci Quindi una macro distrazione generale. Generale, quindi voglio dire, un po' diventa un fenomeno una cosa, poi un'altra, poi quell'altra. Cioè, non c'è più un'educazione assolutamente, no? A stare ad ascoltare. No? E quindi hai un fenomeno musicale di basso livello, cioè nel senso che i ragazzi vedono in maggioranza e sentono in maggioranza gruppi che valgono poco. No? Se lui raccontava le storie dei grandi musicisti con cui ha lavorato negli anni, c'è tutti grandissimi personaggi, con delle contraddizioni difficili, molti drogati, molti sciagurati, molti persone complicate, no, ma persone attive dentro la società. Allora questa cosa qui, di essere attivi dentro la società, è una cosa che secondo me un po' alla volta ci viene negata. Allora, e allora ci fidiamo, che ne so, dei titoli dei giornali. Cioè, un mio amico, che è un signore già di una certa età, eccetera, sardo, che era a Roma e trovava la figlia, lo accompagnavo in macchina, no? A un certo punto mi dice, lui sta a Olbia, no? Allora dice, basta, con tutti questi stranieri in giro, qua, là. A Roma ce ne sono pochi, in realtà, no? Statisticamente sono pochi. A Olbia non ci sono. Allora io dico, ma scusa, ma dov'è? Perché li vedi tutti questi stranieri, tu che non ci sono? E lui dice, ma in televisione li vedo, no? Quindi
quello che vedi in televisione diventa la verità assoluta. E il dibattito va tutto in una direzione, no? Certo, dall'altra parte però che la cosa molto positiva del tuo film è anche un grande racconto di fronte a una tragedia di speranza, perché mi è sembrato che questa comunità di Cutro, lo abbiamo letto sui giornali, li abbiamo visti anche in questo caso con il buon giornalismo in quei giorni lì, ha risposto nel tuo film questa cosa. Cosa è successo lì? Perché a Sai Cutro, che non lo capisco, io ho cercato di capirlo, ma la ricetta di questa comunità non l'ho capito. Improvvisamente i calabresi che erano lì sono ritrovati a vedersi migranti, figli di migranti, genitori di gente che emigra. Cioè, pensate che appunto in Calabria la maggior parte dei giovani, la maggioranza dei giovani va via. Prende e va via, va a studiare fuori, va a lavorare fuori. Cioè, e quindi, come dire, la gente quando vede quello che è successo in qualche maniera dice: ma cavolo, c'è qualcosa che ci riguarda di importante. E entra in azione, no? Le scuole andavano a questo Palalido tutte insieme a portare solidarietà ai parenti che venivano, no? A cercare i loro cari che per essere erano in vita, se erano morti. Cioè, è come se ci fosse un risveglio delle coscienze, no? In questa cosa di dire: cavolo, è successo qui, sulle nostre coste. Abbiamo visto i bambini morti, abbiamo visto famiglie intere distrutte, bambini di cui... Lo racconto nel film, io quando l'ho capito sono impazzito di dolore, perché dico, bambini di cui non hai capito chi sono, non so come dirti, no? Cioè il mio tentativo di dare nome e cognome dentro il film di tutti quelli che ci sono su quella barca, se ci riesco, ma non ci riesco, no? Perché appunto, e invece lì sono bambini di cui nessuno saprà mai da dove arrivano, chi erano, eccetera. Allora questo va in una direzione che secondo me è quella di una mancanza di umanità, no? Generale che c'è stata in questi anni, e che ogni tanto c'è qualcosa che ce la risveglia, dice: oh, ma ragazzi, cioè io sono un essere umano, vedo questi qua in queste condizioni, vedo persone che rischiano la loro vita, e ti ripeto, la cosa che mi ha colpito è che io mi aspettavo tutti poveracci. No, non c'è un poveraccio. Cioè c'è gente che vende la casa qua, là, parte, metà dei soldi glieli dà subito, gli dà i soldi, e poi l'altra metà glieli dà, hanno tutti il telefono, no? Quando arrivano dicono ai parenti: siamo arrivati, e questi pagano l'altra metà della cosa, ma si parla di 5.000-6.000 euro, cioè costa andare a Los Angeles dall'Italia a 5.000-6.000 euro in business, no? Voglio dire, allora io dico, come dire, c'è un problema di umanità forte. Comunque lo vediamo, no? Cioè, ci sono delle guerre pazzesche in giro, cioè, che tutto sommato subiamo con tranquillità, non so come dirti, non è che io stesso, no? Io dico, vabbè, la guerra la sta facendo l'Israele, poi la sta facendo i russi con quegli altri, però se ti guardi in giro c'è tutto il Medio Oriente che è in guerra. E quindi è chiaro che dal Medio Oriente le persone, quando capiscono che non hanno altra possibilità che fuggire, fuggono e vengono dove? In Europa, dove hanno un'idea di che c'è, come dire, benessere, semplicemente benessere. Non l'Italia, dove sono di passaggio, perché magari si fermassero in Calabria come aveva fatto con Mimmo Lucano, eccetera, perché ripopolerebbero il territorio, i bambini andrebbero a scuola, e loro, molti vengono dall'agricoltura, eccetera, farebbero ripartire l'agricoltura. Io ho gli amici che hanno gli aranceti, le cose, eccetera, e sono in costante ricerca di persone che lavori. Non c'è un italiano che vuol fare più quel lavoro lì. Forse anche giustamente, non lo so, però voglio dire, cinicamente questi arrivano, sarebbero felici di avere una casa e lavorare nei campi. Certo. Ti chiedo un'ultima cosa e poi passiamo la parola ovviamente al pubblico per i commenti o le domande. Apprezzo molto il tuo essere molto diretto, ti metti molto in discussione, l'abbiamo visto anche nel film. Il film è comunque un film molto equilibrato, si vede il dolore, c'è il dolore esibito, c'è anche la rigenerazione. Ti faccio una domanda molto personale, un po' l'hai accennata e hai anche dichiarato la tua emozione nel vedere il tuo film finire. Come è andata a te? Cioè, quanto tempo dopo la tragedia sei arrivata sul posto e quali sono state le emozioni lì? Perché credo che non sia stato facile anche negoziare e trasformarlo in una storia per te, poi Calabrese, questi sono anche luoghi che hanno un significato geografico. Sì, no, ma infatti molto della mia emozione è in quella
ragazza che lavora con Medici Senza Frontiere, no? Qui dice: di chi è la colpa? Gli chiedo di questo. E lei dice: la colpa è di tutti noi, no? La colpa non è la colpa mia, non è la colpa tua, ma alla fine siamo tutti, come dire, facciamo parte tutti dello stesso mondo, non so come dirti, in cui ci succedono le cose. E questo è un po' l'atteggiamento con cui sono andato io in giro, no? Quello di dire: vabbè, faccio parte di questo mondo, cioè faccio parte delle persone, dei pescatori che sono andati a recuperare le persone lì in acqua, che hanno avuto coraggio, cioè non so come dirti, cioè vedevi situazioni terribili. Faccio parte anche di alcuni disgraziati che stanno su quella barca, di quei... Perché così? Perché la mia storia, per esempio, è una storia di immigrazione, no? Mio padre è partito da Polistri, nella provincia di Reggio Calabria, per andare a lavorare alla Fiat a Torino, ha cambiato lavoro, ha cambiato vita, è andato su con 4 figli, no? Cioè, si è preso un carico di coraggio per fare quella cosa lì enorme, che, voglio dire, forse non è paragonabile a quello che succede a chi attraversa i deserti, a chi attraversa i mari, a chi... però, come dire, l'immigrazione italiana, quella veneta, negli anni prima, eccetera, friulana, che vanno in America, se leggi tutte quelle storie lì, cioè è qualcosa che ci riguarda, cioè che riguarda fortemente quello che noi siamo, no? E quindi, come dire, mi sono sentito molto, è per questo che entro in campo, faccio, molto uguale a tutti gli altri che ci sono lì, no? E quella è l'emozione forte, perché allora lì... sai, quando vedo quei reperti, quelle cose dei bambini, dico: mamma mia, che situazione incredibile che si è creata qui. E poi, sai, alla fine, no, poi medi, perché comincia l'operatore, c'è questo, c'è quello. Hai una giusta distanza. C'hai una giusta distanza, sì, alle cose. Però la mia idea è stata quella di cercare un equilibrio, per esempio, dove vedi che non c'è la politica, ci sono state manifestazioni, casino, no? Ho lasciato stare, la politica è inadeguata ad affrontare quel problema lì, no? E quindi non volevo stare lì a denunciare questo, saranno processi, e tanto comunque sarà un fenomeno in cui possono fare le cose in Albania, possono fare questo, non lo fermeranno, non lo fermerà nessuno, non so come dire. Sempre peggio, ovviamente. Sì. Bene, è il vostro momento, se avete delle curiosità, dei pareri o qualche domanda per Mimo Calomaresti, siamo ovviamente qua. Non siate timidi. No, c'è il microfono qui. Dov'è? Arriva. Forza, qualche considerazione. Succede sempre così. Questo è il momento in cui io vedi, dico delle battute, no, ma i friulani oggi invece sono stati più rapidi. Intanto complimenti. Mi ha molto fatto piacere vedere anche raccontate le figure degli scafisti, che sono una figure che non vengono mai raccontate nella narrazione, no? Ci sono le vittime e i carnefici, ma queste figure grigie di mezzi passer, no? Poi complimenti. Hai citato alla fine questo discorso che hai tenuto fuori la politica, però quello che manca nel film secondo me è la dimensione dialettica, al di là della politica, perché è vero che abbiamo dei politici tremendi, ma è anche vero che anche la società è tremenda e non tutti sono così propensi all'accoglienza e alla solidarietà, ed immagino anche a Crotone sia così, se poi votano come votano, perché bisogna dirle le cose, no? Però allora volevo capire se la tua è una scelta, ok, i politici lasciamoli fuori che è anche brutto vedere, che ci roviniamo anche la cena, sì. Però le persone invece, se è una tua scelta tenere fuori le persone, le voci critiche, perché hai fatto una scelta oppure perché non le hai incontrate o hai deciso? Ho fatto una scelta, no. Ci sono ovviamente anche lì in Calabria quelli che teorizzano, poi magari quando presento il film, non so stasera, ma molte volte ci sono delle persone che intervengono dicendo sì, però porca miseria, arrivano in massa, cioè, no, c'è una narrazione che come dire, completamente sbagliata, non lo so, cioè io ripeto, per qualche aspetto lavorando me ne sono accorto, no? Perché magari anch'io pensavo, ma gli africani sono pieni, cioè non hanno soldi, vengono qua, no? Posso pensarlo semplicemente, mi posso arrabbiare, fare eccetera, ma conoscendo le persone vere, no, ti accorgi che tutta quella cosa lì è un discorso veramente retorico, senza speranze, non lo so. E allora, sai,
e di solito non litigo mai io quando incontro quelli che dicono no, perché qua, là, e c'è, comunque devono imparare, penso che siano stupidate, e non litigo mai. E anche in Calabria, no? Arrivavo da una situazione in cui a Gioia Tauro avevano sparato a un povero disgraziato perché si era portato via un po' di lamiera, cioè, voglio dire, oppure andavano a prendere i mandarini e li bruciavano, cioè era una cosa terribile. Allora forse l'idea di una Calabria che di fronte alla tragedia, no, diventa solidale improvvisamente, allora mi interessava di più, perché dicevo, vedi, non è tutto perso, non è tutto, cioè c'è ancora una grande possibilità nella vita, e secondo me c'è. Sono anche molto ottimista in realtà. Credo che quando si sveleranno le cose, poi anche questo grande cambiamento politico che c'è in atto, certo fa paura Trump, fa paura questo, però dico anche, cavolo, sta succedendo qualcosa nel mondo in cui tutto cambierà, e io vivo nella speranza che cambierà in meglio. Ovviamente c'è da aspettarsi qualunque cosa, però sai, io vivo nella speranza che si cambierà in meglio, e quindi preferisco raccontare, no, chi ci mette dentro appunto quella cosa lì dell'umanità, no? Il Papa l'aveva detto Don Ciotti nel film, cioè molte volte sono i cattolici che lo dicono più fortemente degli altri. C'hanno questa cosa qui, cioè hanno un'idea per cui l'umanità, i poveri, i disgraziati, gli ultimi nel mondo vanno accolti, no? Hanno provato a fare queste cose dei ponti, sono tutte cose piccole ma che non hanno funzionato, però ci provano. La politica fa il suo lavoro, che è quello di fare propaganda, cose, eccetera, terribile, no? Cioè, non c'è proprio modo di discutere con loro, capito? Perché hanno il problema dei voti, no? Quindi voglio dire, devo dire che questo, devo dire che questi, devo bloccare. Quando forse si è affrontato veramente, perché se guardiamo i numeri, le cose, eccetera, affrontato tecnicamente sarebbe un problema secondario, cioè per l'Italia, assolutamente. Senti, approfittiamo di un'altra domanda, e magari intanto che gira il microfono, se volete alzare la mano, spero che ci sia. Ecco, grazie. Intanto che arriva il microfono ti chiedo io una cosa rapida. Citavi questa cosa del mondo cattolico, hai montato delle sequenze del Vangelo secondo Matteo girate a Cutro, proprio nel momento in cui Cristo sceglie i suoi apostoli e gli dice vi farò pescatori di uomini. Questo per te ha un significato? Ma assolutamente, religioso? no? Assolutamente. Io anche, devo dire, da laico, impenitente, anticlericale, mi trovo ogni tanto a solidarizzare completamente col mondo cattolico, no, ma io è stato voglio uno dei dire, pochi poi a praticare davvero l'aiuto. Guarda, quando io ho iniziato questa cosa qui, perché ho visto questo mio amico, che è quello che ha costruito la croce, no? Che lui fa come lavoro laggiù alle Castella, d'inverno, d'estate all'edicola, d'inverno che non c'è nessuno alle Castella, lui raccoglie sulla spiaggia le cose, eccetera, così, e fa delle opere d'arte, belle anche, che vende bene anche. E quindi io lo vedo in televisione che piange e racconta la storia di questa croce. E lui è un credente, no? Cioè un credente vero, importante. Però quando l'ho vista raccontare in questo modo, no? Non è da credente, ma da uno, come dire, che è entrato in azione, no? Ha preso una cosa, ha fatto le assi, poi si è posto il problema di come mettere quel braccio, no? Allora io dico, voglio dire, chi è credente veramente, come dire, c'ha un'arma in più di guardare il mondo, ha un'arma in più, che se usata bene può servire anche, non so come dire. Fare del bene. Cioè il Papa, che è morto così, si era molto interessato a questo documentario perché la questione dell'immigrazione era una cosa che gli interessava, ma gli interessava fortemente come credente, gli interessava veramente in maniera pazzesca, perché diceva questi bisogna aiutarli, sono persone su cui dobbiamo lavorare, sono quelli che soffrono più di tutti, sono come dire, quelli che vengono massacrati da tutti i poteri, da tutti i politici, da tutti, no? Voglio dire, e sono soli, ecco. C'è questa cosa qui, appunto, che chi è cattolico riesce a tirare fuori qualcosa di umanità che qualche volta alle persone normali, io li capisco anche, tu vai a lavorare,
Dice, vabbè, ma che me ne frega di questo che arriva dall'altra parte, dall'Afghanistan. Ma, cioè, io lo capisco anche, questa cosa qui, questo atteggiamento, perché noi facciamo tutti vite che è difficile fermarsi e guardare. Devo dire che io ho la fortuna di fare il cinema che mi obbliga a fare questo. È stata, come dire, anche la mia salvezza di vita, dico. Bene, prego. La mia domanda è se lei crede che dietro a questa cosa di un po' disumanizzare le persone, dietro a un nome, a un termine, come ad esempio gli immigrati o gli stranieri, ci sia un progetto più grande. Perché io vengo del Brasile e lì c'è un processo che è simile, però non va verso gli immigrati, ma verso la criminalità, che è uno dei nostri problemi. E lì c'è il marginale, c'è il criminale, che piano piano diventa l'altro, che c'è qualsiasi persone che si trovano in quella situazione e tra me e lui c'è un abisso. Io piano piano non li vedo più come un essere umano. In Brasile c'è stata un'indagine per capire come le persone volevano si volevano ridurre la maggiorità penale e molti hanno votato sì perché vedevano questa figura del marginale, del criminale, però si chiedevano se i suoi figli in quella situazione dovevano andare in carcere. No. Quindi si vede che si crea questo concetto. Un po' mi sa che ha lavorato per Hannah Arendt nella banalizzazione del male, e crede che qui ci sia un processo simile, cioè che sia anche intenzionale, fatto nelle notizie c'è l'immigrato. Comunque gli faccio anche i complimenti di fare anche questo servizio, di dare un vuoto e una storia a questi immigrati, da cui io faccio parte. Certo, è così. Ma sai, come dire, oggi sono politici che teorizzano qualunque cosa, no? Cioè, mamma mia. Però credo una cosa, io sempre, credo che ci sono le persone che alla fine capiscono, no? Di essere usati, di essere... in qualche modo i progetti poi rimangono sempre un po' arenati, no? Non riescono mai... Certo, se loro potessero metterebbero il mondo sotto controllo, chi lavora, chi fa, chi consuma, è l'ideale, no? del mondo, non so, Elon Musk che è un genio, se vogliamo, no? Nelle cose così. Ma la sua visione del mondo è un mondo dove tutti costruiscono le macchine elettriche e gli altri se le comprano. Questo è il suo grande visione, no? Che c'ha, dove lui guadagna un sacco di soldi, insieme a lui un po' di persone, altri guadagnano soldi per comprare quello che lui produce. Questo, e infatti non ha funzionato la sua politica, no? Ha litigato subito in questi giorni, eccetera, no? Perché è limitato, no? Allora, dato che secondo me invece gli esseri umani hanno intelligenze superiori a quelle che gli vengono concesse di solito, quando poi le tirano fuori, secondo me i meccanismi li fanno fuori. Ma nell'idea appunto di questa cosa della criminalità, tu pensa che in Italia subito dopo hanno fatto una legge dove e c'è incappata una ragazza iraniana di origine curda, eccetera, dove se tu durante il percorso della nave, no, dai l'acqua al vicino, cioè collabori in qualunque modo perché quel viaggio funzioni, tu vieni messo in carcere e vieni condannato, no, come scafista. C'è questa ragazza che è stata un anno in carcere in Calabria, è stata uscita poco tempo fa. No, io l'ho incontrata e non so se hai capito, cioè c'è una legge in Italia che se tu fai un atto di umanità, di dar da bere al tuo vicino mentre fai la traversata, puoi essere condannato. Ora, certo che è una legge difficile da applicare, ma se tu parti da quel pubblico ministero, io ho sentito la sua arringa, dice, ma c'è una legge che tu cosa hai fatto? Hai dato l'acqua al tuo vicino, c'è una legge che mi dice che se tu non stai fermo al tuo posto, eccetera, io ti posso condannare. No? Allora, voglio dire,
questa mancanza di umanità lì è esplicitata sotto forma di una legge. Ora, cioè, c'è qualcosa di molto pericoloso che sta succedendo, che appunto che le leggi vanno in una direzione di tentativo di controllo, ma ti ripeto, è assurdo, no? È come fermare l'acqua, no? Di un fiume che sta venendo giù e fermarlo con le mani, no? Non funzionerà. Quindi ti ripeto, io sono molto ottimista perché credo negli esseri umani, credo nelle persone e nella loro storia, no? Faccio cinema apposta. Cioè credo che ogni storia di ogni persona c'ha un senso, che va raccontata, va guardata, eccetera. Ma se guardiamo le storie delle persone, alla fine c'è qualcosa per cui vincerà l'umanità. Io ci spero, eh? Non so se sarà così, ma ci spero. Bene, mi sembra davvero un'ottima conclusione, qualcosa in cui rimanere anche di fronte a un racconto di questo tipo e anche questa testimonianza della comunità solida di Cutro. E noi ti vogliamo ringraziare, Mimmo Calopresti, per essere stato qua con noi. Lo facciamo alla nostra maniera, prima ovviamente di applaudirti meritatamente. Chi viene da noi lo sa, c'è un piccolo modo per essere parte di questa famiglia di Cinema Zero. Questa è la tua tessera, la tua Cinema Zero card. Grazie, sono felice. Sono felice. No, perché tu lo sai, no? Che penso che Cinema Zero è un mito in Italia, da quelli che fanno cinema. No, è così, è la verità. Pordenone e Cinema Zero sono un mito per chi fa cinema, perché si vedono i film in questa maniera, c'è un'attenzione particolare per le scuole, c'è un'attenzione per i giovani, c'è un'attenzione per lo studio del cinema. Ragazzi, cioè, queste sono cose importanti che non tutti fanno, Voi lo fate, quindi siete benemeriti. E grazie di essere... Questa notte nel tuo hotel di Pordenone avrai una borsa che, come vedi al nostro La vita è un film. Sappi che si carica di luce, quindi stanotte la devi nascondere da qualche parte perché illuminerà tutto come la luce di Cinema Zero. Grazie a voi, grazie.